La crisi della politica non fa bene all'economia e troppo spesso i nostri imprenditori vengono lasciati soli a doversi districare fra le maglie di una burocrazia borbonica, oppressi da un fisco fra i più esigenti d'Europa. Ne sono pienamente consapevoli anche i rappresentanti delle aziende che hanno ricevuto in Camera di Commercio il premio Marco Polo per il contributo allo sviluppo dell'interscambio veneto. Quello che serve a noi è un sostegno reale a quello che stiamo facendo nell'ambito delle imprese, contenere i costi, ridurre la fiscalità, soprattutto il cuneo fiscale, e cercare di far emergere la capacità di queste aziende che sono l'ossatura, diciamo, della nostra realtà. I rapporti con i mercati esteri si fondano anche sull'eliminazione di barriere più o meno fittizie che spesso i paesi all'estero creano per impedire ai nostri prodotti, che possono essere vincenti, di arrivare. Qui abbiamo bisogno di meno burocrazia, le cose giuste, quelle che però possono aiutare più che reprimere l'attività. Nell'ambito dell'incontro anche l'investitura di Fernando Zilio, nominato 11° presidente di Unioncamere del Veneto. Il mio predecessore, ha detto Zilio, ha ben tracciato gli indirizzi di Unioncamere. Noi proseguiremo sulla sua linea. Saremo stimolo nei confronti dell'Unioncamere nazionale, saremo stimolo nei confronti del Ministero dell'Economia e Sviluppo Economico, perché sicuramente oggi fare impresa è difficile, quindi dobbiamo fare massa critica come Camera di Commercio, far comprendere cosa vuol dire fare impresa oggi. Essere il riferimento di 500.000 imprese non sarà cosa facile, ha concluso Zilio, ma faremo squadra e sapremo dare risposte concrete al mondo economico.